Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. Corruzione e voto di scambio a Tremestieri e Tneo, interrogatorio di garanzia per 6 imputati, tra loro il sindaco Ranno che si è dimesso. L'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino, accusato di corruzione aggravata, sarà sentito oggi dal GIP. Gelo e imbarazzo al comune di Tremestieri e Tneo, travolto dallo scandalo giudiziario per voto di scambio. L'assessore ai lavori pubblici si trincera nel silenzio. Ponte sullo Stretto, Salvini al question time, opera utile, sicura e sostenibile. Ars, 2 disegni di legge per aumenti ai medici e ai dipendenti regionali, riforma delle province e 16 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia. Sicurezza stradale a Catania, tolleranza zero per chi guida le moto senza casco, controlli della polizia, verbali anche per chi circola con revisioni, assicurazioni o patenti scadute. La bocciatura con 5 in condotta e maxi multe per i violenti, tra le novità del decreto di legge Valditara sulla scuola per i ragazzi. Dicono misure giuste. Calcio, oggi alla Barbera, sfida di alta classifica tra il Palermo e la capolista Parma. In Serie C, sulla strada della salvezza per il Catania, domenica c'è il Sorrento. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Gli interrogatori degli indagati nell'operazione Pandora che ha travolto il comune di Tremestieri e Tneo, siamo in provincia di Catania. Il sindaco Ranno si è dimesso e oggi sarà interrogato l'ormai ex vicepresidente della regione Luca Sammartino, per il quale sono pendenti 2 processi. Sentiamo Lorena Dolci. Il sindaco di Tremestieri e Tneo, Santi Rando, si è dimesso dall'incarico per potermi difendere, ha spiegato, con maggiore serenità. In carcere nell'ambito dell'inchiesta Pandora della Procura di Catania, Rando ha rigettato l'accusa di voto di scambio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece Pietro Alfio Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola Ercolano, anche lui in carcere. Cosentino ha reso spontanee dichiarazioni dicendo di non avere mai preso soldi e ha ricordato di aver ottenuto soltanto 49 preferenze. Sono 6 le persone arrestate nell'inchiesta su presunti casi di infiltrazioni mafiose al comune di Tremestieri e Tneo. 30 gli indagati tra funzionari e imprenditori, tra loro anche Luca Sammartino, che si è dimesso da vicepresidente e assessore all'agricoltura dopo essere stato sospeso per 1 anno dalle funzioni pubbliche. Sammartino, che deve rispondere di 2 casi di corruzione, sarà interrogato dal GIP. Il primo è avere bloccato il piano farmacie di Tremestieri per favorire il consigliere comunale Ronzisvalle. Il secondo riguarda 2 carabinieri che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da Cimici la sede della sua segreteria. Ai magistrati il militare incaricato Antonio Battiato ha ammesso di avere compiuto una leggerezza per fare un favore ad un amico, si tratta del collega in pensione Antonio Cunzolo, ma di non avere preso soldi. Entrambi sono indagati. La ricerca avrà esito negativo, ma la microspia c'era. Sammartino, detto Mister Preferenze, il secondo più votato in Sicilia, è già imputato a Catania in 2 processi per reati in materia elettorale. Gelo e imbarazzo al comune di Tremestieri, travolto dallo scandalo giudiziario. L'assessore ai lavori pubblici si trincera nel silenzio. Nell'inchiesta anche l'accordo con il consigliere di opposizione sull'unica farmacia del centro del paese. Sentiamo ancora Lorena Dolci. Questo è il municipio di Tremestieri e Tneo. Tra questi uffici si portava avanti quella che i magistrati dell'inchiesta Pandora hanno chiamato una degenerazione affaristica. In pratica i vertici del comune, il sindaco Rando in testa, speso dal prefetto, ma anche funzionari corrotti e consulenti compiacenti distribuivano favori a imprenditori amici. Parliamo di appalti, autorizzazioni a costruire, cambi di destinazione d'uso, perfino la ristrutturazione della caserma dei carabinieri, poi non andate in porto. Tutta quella materia di edilizia comunale che faceva gola a tanti, ma su cui l'assessore a ramo preferisce non rispondere. Se era percepito qualcosa nell'area? Assolutamente. Lei assessore a che cosa? Mi dispiace praticamente, non ho nulla da rilasciare. Mi può dire a che cosa è assessore almeno? Sì, lavori pubblici e manutenzione. Quindi proprio l'assessorato finito nel ciclone? Per gli appalti dati agli amici imprenditori? Lei lo conosceva il funzionario? Perdoni, non ho nulla da dichiarare, né più né meno di quello che è stato detto nell'ambito dei giornali. Grazie. E quindi che si facevano favori a questi amici imprenditori? Dico, no, non ve ne eravate accorti?
Questa è l'unica farmacia di Tremestieri? Centro sì. C'è una, però è più sopra, a piano di Tremestieri. Però a centro c'è solo questa. Questa è la farmacia di Ronzisvalle? Io sono una collega, non c'entra niente, va fuori, uscita. Una buona giornata. Non c'è molta voglia di parlare in questa farmacia, che è la farmacia di Mario Ronzisvalle, il consigliere che era prima all'opposizione e poi diventato alleato del sindaco Rando, in cambio, secondo le accuse dei magistrati, di un favore, quello di rimanere l'unica farmacia al centro di Tremestieri. Nessuno doveva restare fuori dal sistema Tremestieri e così il piano farmacie viene bloccato, un sistema di favori che tutti in paese conoscevano, ma che nessuno fino a ieri aveva scoperchiato. E la sospensione dalle funzioni pubbliche del vicepresidente della regione Luca Sammartino, indagato dalla Procura di Catania per corruzione, causa un vero e proprio terremoto politico, sia nel governo della regione che all'interno del suo partito, la Lega. Un terremoto che scoppia a 2 mesi dalle elezioni europee. Mallo Viola. Un vero e proprio terremoto politico scuote la Lega all'indomani della sospensione delle funzioni pubbliche del vicepresidente della regione ed assessore all'agricoltura Luca Sammartino. Lui sottolinea come i fatti contestati siano lontani nel tempo e precisa di essere sicuro di poter dimostrare la propria innocenza e incassa fiducia dal governatore e da quasi tutto il suo partito. Quasi perché invece c'è chi, come l'ex assessore comunale Fabio Cantarella, ricorda di aver lanciato un allarme politico in tempi non sospetti e aggiunge: rispediamo al mittente quel voto facile che non ci appartiene, è un consenso non della Lega, è un consenso personale di qualcuno che non sarà mai un voto della Lega. Torniamo a parlare alla nostra classe dirigente, questo dobbiamo fare al più presto. L'inchiesta in ogni caso avrà inevitabili conseguenze sugli equilibri interni al partito, ma anche nel governo regionale e nella coalizione. Schifani al momento terrà per sé la delega all'agricoltura e sembra intenzionato a non nominare un nuovo assessore, almeno fino alle elezioni di giugno. Ma sotto pressione, forse la delega di vicepresidente dovrà conferirla e certamente non la darà all'altro assessore leghista, Mimmo Turano, con il quale i rapporti non sono idilliaci. Da parte sua la Lega non indicherà al momento altri nomi. Sul fronte interno poi Sammartino, uomo forte e campione di voti, farà certamente un passo indietro lasciando la scena alle altre correnti. Da una parte c'è Annalisa Tardino, eurodeputato uscente ed ex segretario del partito nell'isola, ma dall'altra c'è il nuovo arrivato Raffaele Stancanelli, approdato al carroccio dopo l'addio a Fratelli d'Italia. Per capire chi assumerà la guida probabilmente bisognerà attendere anche in questo caso le elezioni. Sembra tramontato sul nascere poi l'accordo con la DC di Cuffaro ed anche esponenti leghisti sul fronte palermitano potrebbero adesso lasciare. Una situazione in totale divenire che potrebbe avere conseguenze anche sul gruppo all'Ars. Con un deputato sospeso e uno in procinto di salutare, il gruppo rischia di ridursi a 4, se non oltre. Un uomo di 31 anni, un manutentore di ascensori, è morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro in un condominio ad Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso per una persona bloccata all'interno del vano ascensore per cause in corso di accertamento. Il tecnico che stava lavorando sulla cabina dell'ascensore è rimasto incastrato proprio tra la stessa cabina e la porta di un piano. Adesso veniamo a un blitz antidroga. I carabinieri della compagnia di Ragusa stanno eseguendo un'operazione nei confronti dei componenti di un'organizzazione ritenuta responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stata disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere, per 3 gli arresti domiciliari, per l'ultimo l'obbligo di dimora. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Veniamo alla questione del ponte sullo Stretto. I rilievi del Ministero dell'Ambiente non mettono in discussione il progetto. Lo ha detto Salvini per rispondere alle polemiche e la DD WeBuild conferma si può partire entro l'estate. Approfondimenti vengono chiesti dal sindaco di Villa San Giovanni. Sentiamo Francesco Triolo. I rilievi del Ministero dell'Ambiente sul progetto del ponte sullo Stretto tengono banco. Nel dibattito sull'opera non rappresentano una bocciatura. La bontà del progetto non viene messa in discussione, ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini al question time al Senato. Il ponte non lo farà la politica, il ponte lo faranno i migliori tecnici italiani, giapponesi, danesi, spagnoli e americani. Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza di via, avanzando giustamente richieste di integrazioni documentali e istruttorie in linea con le procedure per opere
assimilabili. La società Stretto di Messina ha comunicato che le integrazioni richieste saranno fornite entro i termini previsti, ovvero sia 30 giorni. Il ponte sullo Stretto sarà un'opera utile, sicura, sostenibile, non al ministro Salvini, che oggi c'è e domani chissà, ma a milioni di siciliani, calabresi, italiani che aspettano quest'opera da quasi 50 anni. I tempi della posa della prima pietra dipendono però dalla politica, ha voluto precisare l'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini. Noi siamo pronti, ha detto ai giornalisti a Napoli, e se i chiarimenti chiesti dal Ministero dell'Ambiente possono allungare i tempi, ha risposto di no. È chiaro che ci siano delle domande, ha detto, noi diamo le risposte. Per Salini la cosa preoccupante nel dibattito sull'utilità e sulla tenuta delle infrastrutture non è che ci siano opinioni diverse, ma che la politica si mette a fare i conti dei ponti. Se il ponte sta in piedi, lo dice un ingegnere, ha concluso, se si deve fare o no. Lo dice la politica. Per Salini non fare il ponte sarebbe una follia e ha confermato che è possibile far partire i cantieri entro l'estate. La polizia ha diffuso il nuovo identikit di Giovanni Motisi, l'ultimo grande latitante protagonista della fase stragista di Cosa Nostra. Sfruttando le avanzate tecnologie del servizio appunto di polizia scientifica sono state rivisitate ed attualizzate alcune immagini del latitante risalenti agli anni 80 e alla fine degli anni 90 con la tecnica dell'age progression. Lo vediamo appunto nelle immagini, nascosto dal Motisi dal 1998, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno. Veniamo all'Ars, giornata di grande lavoro per la Giunta regionale di governo che ha varato diversi disegni di legge stanziando fondi, correggendo norme e intervenendo sia contro la crisi idrica che per il salvataggio dell'asta, oltre a stabilire il periodo per le elezioni di secondo livello nelle ex province regionali siciliane. Manlio Viola. Contrasto alla crisi idrica, salvataggio e rilancio dell'AST, l'azienda trasporti siciliani, elezioni nelle ex province a ottobre, riscrittura delle norme per premi di produzione ai medici e aumenti ai dipendenti regionali, superando le impugnative del Consiglio dei Ministri. Con due diversi disegni di legge approvati oggi pomeriggio, la Giunta Schifani stanzia fondi e sana problemi interpretativi con Roma. 16 milioni serviranno per contrastare la crisi idrica, di questi 9 andranno a un fondo a disposizione della protezione civile per gli interventi urgenti. In aggiunta, quasi 7 milioni serviranno per aiutare gli agricoltori per l'acquisto di foraggio e l'approvvigionamento idrico per gli allevamenti di bestiame, per gli esoneri dai pagamenti dei diritti di pascolo nel demanio forestale e altri interventi. 6 milioni e mezzo serviranno invece a coprire le perdite dell'asta e la ricapitalizzazione dell'azienda sarà fatta sempre con questi soldi per il salvataggio e la trasformazione in società in house. Con un altro disegno di legge si modificano le norme a rischio impugnativa da parte di Roma dopo l'invio di contestazioni e si ripropongono soldi per i medici, fondi per gli aumenti ai dipendenti regionali e per le strutture sanitarie. Si recupera anche la norma sulle assunzioni dirette delle vittime di femminicidio, trasformata però in riserva del 50% nei concorsi. Infine si stabilisce il voto a ottobre per le elezioni di secondo livello nelle ex province e si modifica la legge introducendo norme transitorie in attesa della riforma complessiva del settore. Sicurezza stradale e controlli serrati della polizia per chi circola senza casco e con revisioni o assicurazioni o patenti scadute. Numerosi già i verbali rilevati. Tonino De Mana. Più controlli stradali e più sicurezza. Giro di vite della polizia di Catania per contrastare la criminalità organizzata e prevenire ogni forma di illegalità. Una di queste è la cattiva abitudine di viaggiare senza casco. Posti di blocco in centro, in questo caso nei pressi della stazione ferroviaria, per stanare i furbetti anche per la mancanza di RC auto o per i mezzi con revisione e assicurazione non in regola. E sono stati tanti catanesi trovati con la patente scaduta e addirittura sorpresi senza documenti. Varie, disparate e a volte grottesche le giustificazioni che poi alla fine non hanno evitato verbali contestazioni o fermi amministrativi. Tolleranza zero e controlli mirati sui mezzi a due ruote, ovviamente quelli più a rischio in caso di
di incidenti. L'attività di verifica è inserita in un più ampio contesto di controlli che la polizia sta intensificando sul rispetto del codice della strada. Il bilancio del primo trimestre del 2024 parla di quasi 200 sanzioni elevate per il mancato utilizzo del casco protettivo e 290 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nonostante l'azione repressiva, sono in tanti però ad aggirarsi ancora senza casco, dove in alcune zone della città, tipo via Plebiscito, il rispetto delle regole è ancora un optional. Ci fermiamo una breve pausa, ci occuperemo poi della chiusura al traffico delle auto di piazza Federico di Svevia a Catania. Eccoci a Catania verso la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. Restano ancora molti nodi da sciogliere. Residenti e commercianti sollecitano un incontro con il comune, ma l'ultimo step divide un po' tutti. Tonino De Mana. È uno degli step più difficili e forse richiede un maggiore confronto tra gli attori protagonisti, residenti, esercenti e comune di Catania. La pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia divide un po' tutti e lascia perplessi i commercianti e chi nella zona possiede determinate attività come carrozzieri ed elettrauti, auto che per arrivare nel perimetro interno dovrebbero violare la ZTL, incappando quindi in sanzioni. Lei cosa fa? Io il carrozziere, a 65 anni sono a Castellussino. A sacrificio ho comprato questo locale anni fa, ma ora è chiuso, lo ho beccato. Per molti esercenti la pedonalizzazione può andare bene a patto che vengano presi determinati accorgimenti. La nostra preoccupazione da cittadino e commerciante è che la città al momento non sia preparata. Servono parcheggi, servizi che mettono nelle condizioni non solo i turisti ma anche i cittadini di poter vivere il centro come è stato da sempre. Speriamo che oltre a questo progetto di pedonalizzazione ci sia anche un progetto valido di servizi e di parcheggi soprattutto. E sono divisi anche questi coniugi di Brescia. E sarei favorevole alla... Quindi pedonalizzazione sì? Secondo me sì, per me sì. Potrei essere favorevole, ma bisogna dare incentivi ai commercianti. Il dibattito entra anche in consiglio comunale, poi nuovo confronto tra residenti, esercenti ed amministrazione Trantino. Il decreto di legge Valditara passa in Senato ed approda alla Camera. Nuove regole per gli studenti, tra cui bocciatura con 5 in condotta e maxi multa per i violenti. Per i presidi è importante capire la causa dell'aggressività, per i ragazzi misure giuste. Francesco Aloi. Uno dei ruoli che dovrebbe ricoprire la scuola è quello di educare piuttosto oltre a informare. Il comportamento in classe potrebbe avere un peso maggiore. Lo prevede il DDL Valditara approvato dal Senato in arrivo alla Camera. Con 5 in condotta scatta la bocciatura. Con 6 si dovrà sostenere un esamino di riparazione. Potrebbe essere una motivazione aggiuntiva dando un peso effettivo al voto in condotta che spesso viene ignorato. Secondo me è una giusta scelta perché comunque ogni ragazzo si deve impegnare. Sono pienamente d'accordo con queste restrittive all'interno dell'ambiente scolastico perché sono secondo me la cosa base per una funzionalità maggiore all'interno della scuola. Per gli studenti violenti, in caso di condanna penale, potrebbe scattare una maxi multa che va da 500 a 10.000 euro. Chi sarà sospeso fino a 2 giorni dovrà riflettere sul proprio comportamento per poi produrre un elaborato. Chi invece avrà una sospensione più lunga dovrà partecipare ad attività di cittadinanza solidale. Noi dobbiamo anche capire la causa che genera questo tipo di reazioni da parte degli alunni. Alle medie tornerà il voto in condotta espresso in decimi, alle elementari il giudizio sintetico, una piccola grande riforma della scuola che, come dice il ministro Valditara, serve per garantire trasparenza e promuovere il rispetto delle regole. E adesso una breve pausa, poi il calcio con il Palermo questa sera scende in campo contro la capolista Parma. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che oggi al Barbera affronterà la capolista Parma. Mignani in conferenza si aspetta una grande prestazione, la prima vittoria della sua gestione. Marco Cullà.
Migliorare il piazzamento playoff. Il Palermo, sesto in classifica, si prepara al big match di questa sera al Barbera contro la capolista Parma. Nelle ultime 8 partite i rosanero hanno vinto una sola volta, una media da retrocessione. Il neo allenatore Mignani in 2 settimane ha provato a lavorare su ogni aspetto, soprattutto psicologico. Oggi occorrerà una prestazione perfetta per provare a invertire il trend e cercare di scalare qualche posizione nella griglia playoff. Mignani. Incontriamo la prima in classifica, la squadra che fino ad oggi ha dimostrato di essere più forte di tutti, quindi domani sarà sicuramente un test impegnativo e veritiero per noi e per quello che poi è il lavoro che io ho proposto in questi 10 giorni circa. Quindi da una parte sono curioso, da una parte non vedo l'ora di arrivare a domani sera per vedere, per capire, ma credo che anche la squadra abbia lavorato bene per arrivarci bene a questa partita. Il modulo non cambia, 3-5-2, in avanti conferma per Brunori e Mancuso, sulla linea dei centrocampisti torna Di Mariano, così come Lucioni in difesa. Al Barbera, con fischio d'inizio alle 20:30, il Parma proverà invece a chiudere definitivamente il capitolo promozione. Mentre il Calcio Catania prepara la delicata trasferta di Potenza contro il Sorrento, in città si discute dell'audio del tecnico Zeoli diffuso sui social. Lo stesso allenatore ha voluto rilasciare una nota al sito ufficiale. Francesco Triolo. Ultimi 180 minuti prima della coda, che tutti si augurano ovviamente sia rappresentata dai play-off. Per arrivarci saranno determinanti le ultime 2 partite, ma anche i risultati delle altre, mentre in città non si discute d'altro che di un audio confidenziale di Zeoli, diffuso illegittimamente sui social, in cui l'allenatore, partendo da un fatto noto, cioè il contrasto tra lui e Chiricò dopo una sostituzione a Torre del Greco, parla della gestione nel club e nello spogliatoio di questo caso spinoso. Su questo l'allenatore del Catania, con una nota sul sito ufficiale, si è scusato pubblicamente con il club e con la squadra per il contenuto. Il tecnico ha scritto che ha già chiarito tutti gli aspetti della situazione con i dirigenti e con i calciatori, assumendosi la responsabilità del caso, ed ha chiesto che si riporti attenzione sulla partita cruciale in programma domenica a Potenza contro il Sorrento, squadra strana che sa esaltarsi con le grandi e va in difficoltà con le piccole. L'approccio sarà decisivo, così come lo è stato nel derby. Di certo Zeoli deve fare i conti con le assenze e la mediana soprattutto a soffrire. Peraltro ha accusato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro e, come abbiamo detto, mancherà fino alla fine del campionato. Zammarini lavora per essere pronto con il Benevento, Sturale e Teio sono fuori da tempo. Va da sé che il reparto ha gli uomini contati e ci potrebbe essere spazio fin dall'inizio per Ndoi, con Welbeck e Quaini. Monaco sarà in campo dall'inizio ed, a proposito dei difensori, confermata la retroguardia a 3, mentre sull'esterno a destra ci dovrebbe essere Rapisarda, a sinistra pronto Cicerelli, in attacco probabile ancora la coppia di Carmine e Cianci. Io mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi ricordo la prossima alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Piena fiducia nella magistratura, interrogato stamattina in tribunale l'ex assessore Luca Sammartino, indagato per corruzione nell'inchiesta Pandora per voto politico mafioso al comune di Tremestieri e Tenneo. Ecco il volto del latitante Giovanni Motisi, ricercato da oltre 20 anni, diffuso l'identikit invecchiato del boss, considerato il killer di fiducia di Totò Riina. Muore schiacciato dall'ascensore. Un operaio di 31 anni stava effettuando un intervento di manutenzione in una palazzina di Aci Sant'Antonio quando l'impianto si è messo in funzione. Al via il processo per lo stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo. Alla sbarra i 6 imputati maggiorenni. Non era presente la vittima, che si trova in una casa rifugio. Pusher e corrieri in manette in diverse operazioni antidroga a Catania. Scoperto a San Cristoforo un covo protetto da una porta blindata. A Messina lo stupefacente era nascosto in un passeggino.
Temperature sotto la media stagionale, vento e pioggia, una massa d'aria polare ha raggiunto la Sicilia guastando il weekend, a rischio anche il 25 aprile. Calcio, match delicato per il Palermo che stasera al Barbera sfida il Parma capolista. Domenica contro il Sorrento il Catania proverà a blindare la salvezza. Dunque oggi l'interrogatorio di Luca Sammartino, ex assessore e vicepresidente della Regione, indagato per corruzione nell'inchiesta Pandora. Giussi Lazzara lo ha sentito all'uscita dal Tribunale di Catania. 3 ore e mezzo di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Valenti al primo piano del Tribunale di Catania. Si è presentato alle 9 del mattino il deputato regionale Luca Sammartino, indagato eccellente nell'inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni mafiose nel comune di Tremestieri e Tneo. Sammartino è indagato per 2 casi di corruzione, il primo aver favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri e Tneo e il secondo riguarda 2 carabinieri che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da Cimici la sede della sua segreteria. Ho risposto a quello che mi viene contestato, che è la corruzione su 2 fattispecie specifiche, e ho risposto con grande serenità perché io non ho commesso atti di corruttela, ma soprattutto ho risposto per dimostrare la mia totale innocenza. Per quanto riguarda le microspie invece nel suo studio, insomma quello che poi le viene anche contestato fra le altre cose. Ho risposto assolutamente per come era giusto rispondere davanti ai pubblici ministeri e al GIP, chiarendo e spiegando nel minimo dettaglio quello che mi veniva contestato. Dopo la notifica del provvedimento, Sammartino si è dimesso da vicepresidente e da assessore regionale all'agricoltura. Proseguo quotidianamente la mia attività politica, sono deputato regionale, sono sereno di portare avanti le mie battaglie per il mio territorio. E il suo legale Carmelo Peluso segna la linea difensiva. Ci sono novità, è quello di fare un appello al tribunale competente per poter richiedere la revoca della misura che è stata applicata dal GIP. L'inchiesta Pandora ha portato in carcere 6 persone, tra loro il sindaco di Tremestieri Santi Rando, che si è dimesso. A distanza di mesi dalla morte di Matteo Messina Denaro parte la caccia al nuovo numero 1 della lista dei grandi latitanti, Giovanni Motisi. Ecco come apparirebbe oggi il suo volto invecchiato. Manlio Viola. Un nuovo identikit basato sia sull'invecchiamento di una vecchia foto che sui tratti somatici dell'intera famiglia, realizzato dalla polizia scientifica con l'uso dell'intelligenza artificiale. Parte dal supporto tecnologico la nuova fase della caccia all'ultimo grande latitante della mafia dei corleonesi. Giovanni Motisi, palermitano, classe 59, protagonista di grandi eventi criminali, è ricercato dal 1998 e dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è diventato il numero 1 nella lista dei più ricercati del Ministero dell'Interno. La polizia nelle scorse ore ha diffuso il nuovo identikit di quello che viene accusato di essere stato il killer di fiducia di Totò Riina. Un identikit che siamo sicuri darà un grosso contributo all'attività investigativa e nello specifico alle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Palermo, ma speriamo che possa anche essere utilizzata da qualche cittadino per fornire informazioni agli investigatori e per venire finalmente alla cattura di Giovanni Motisi. Scomparso dai radar da oltre 25 anni, Motisi è ricercato dal 98 per una serie di omicidi, dal 2001 anche per associazione di tipo mafioso, dal 2002 per strage. Su di lui pende anche una condanna all'ergastolo per l'omicidio del commissario Beppe Montana. Intanto continuano ad emergere dettagli sulla latitanza dorata e spudorata di Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti sono risaliti ad almeno altre 2 identità usate dal boss che, nonostante ricercato, viveva una vita normale e piena di impegni, da pranzi e cene in trattoria ai tatuaggi. Al tatuatore aveva detto di chiamarsi Vito Firreri, mentre all'operaio che gli riparò la lavastoviglie nel covo di Campobello di Mazzara si era presentato come signora Verna. Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio ad Aci Sant'Antonio nel Catanese, dove un operaio di 31 anni che stava facendo manutenzione nell'ascensore di una palazzina è rimasto schiacciato. Ci racconta tutto Simona Mazzona.
Un'altra giovane vita spezzata, un altro incidente sul lavoro, schiacciato dall'ascensore dove stava facendo manutenzione. Così è morto Antonio Pistone a soli 31 anni mentre si trovava in questa palazzina di 2 piani al civico 55 di via Marchese di Casalotto ad Aci Sant'Antonio. Alcuni residenti dei palazzi vicini a microfoni spenti commentano la vicenda come un fatto doloroso, soprattutto inspiegabile, che ha colpito la comunità castellese dove lui abitava, la sua famiglia proprietaria di un negozio di parrucchieri a Ficarazzi dove anche lui dava una mano. Chi lo conosceva è ancora incredulo per l'accaduto. Aveva tanti amici per le sue attività, innanzitutto voluto bene perché il papà ha un'attività a Ficarazzi e quindi conosciuto dall'intera frazione, ma poi perché Antonio era uno che organizzava serate, un ragazzo che non si fermava mai e quindi conosceva tantissima gente. Lei sa se faceva questo lavoro da tanto tempo? E dalle notizie che io ho, credo qualche anno, faceva questo lavoro ed era molto orgoglioso di lavorare, di fare questo lavoro, un ragazzo per bene. La dinamica è ancora da chiarire, ma da una prima ricostruzione pare che Pistone stesse intervenendo all'ultimo piano quando una donna trovata dentro la cabina in stato di shock dai vigili del fuoco avrebbe chiamato l'ascensore facendo partire l'elevatore e non lasciando spazio al giovane che sarebbe rimasto incastrato. La palazzina pare disabitata, solo un centro estetico oggi chiuso al secondo piano. Una tragedia assurda anche perché sembra che l'ascensore qui non venga utilizzato perché è presente solo al piano sotterraneo e al primo, mentre piano terra e secondo ne sono privi, come ci racconta un medico di base che ha accesso nel palazzo da una porta secondaria. Ci ha confessato di essere rimasta molto meravigliata quando ha saputo che in questo palazzo c'è un ascensore, perché questa sarebbe la porta dell'ascensore che in effetti non c'è. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Stupro di gruppo a Palermo, questa mattina è iniziato il processo, nuove associazioni e il comune chiedono di essere parte civile. L'avvocatessa della ragazza dice è circondata da un ambiente tossico. Marco Gullà. È iniziato qualche minuto dopo le 10 il processo ai 6 ragazzi maggiorenni che stuprarono la notte del 7 luglio la 19enne palermitana in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. La vittima oggi non era presente all'udienza davanti al GUP. La ragazza si trova in casa rifugio in cui è stata portata dopo l'aggressione vissuta la notte di Pasquetta nel quartiere di Ballarò. La ragazza è molto confusa, avvilita, ha dei momenti di alto e basso come si può immaginare, tra l'altro in questa situazione di semi-isolamento perché è in protezione e quindi certo non è in un momento in cui è molto allegra. Difatti mi dice sempre, mi fanno domande, mi chiedono cosa pensi, ma cosa posso pensare? Sono avvilita, non vedo l'ora che finisca tutto. Ha momenti di speranza e momenti di grande preoccupazione, di grande abbandono, di grande sconforto. La ragazza ha deciso di non venire anche perché non può venire, perché è in una situazione di libertà limitata, ma è tossico per i motivi che dicevo prima, che appunto si è creata di lei un'immagine che le rende la vita impossibile. Anche quando cammina per strada la fermano e le insultano, di questo si tratta. Nell'udienza di oggi una decina di associazioni hanno chiesto di essere ammesse come parte civile. La riserva da parte del GUP sarà però sciolta il 29 aprile. I 6 imputati sono tutti in carcere. Per lo stupro di gruppo è già stato condannato un giovane che al momento della violenza era minorenne. Il giudice del Tribunale dei minorenni, Maria Pino, lo ha condannato a 8 anni e 8 mesi. Era attesa per oggi, ma è stata rinviata al 17 maggio la sentenza d'appello per Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta, detenuto in Romania con l'accusa di traffico internazionale di droga. In primo grado Mosca è stato condannato a 8 anni di carcere. Nonostante la denuncia dei familiari e dei legali per le condizioni disumane in cui è costretto a vivere, i magistrati romeni hanno respinto la richiesta dei domiciliari. Tutti prosciolti 10 componenti dell'equipaggio di 3 ONG, la Jugendrettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere, accusate dalla Procura di Trapani di aver fatto da taxi ai trafficanti di migranti e di non aver prestato in realtà soccorso ai profughi. Per il GUP invece il fatto non sussiste. Giro di vite contro piazze di spaccio, arresti e sequestri a Catania, Messina e Ragusa. Tonino De Mana.
Arresti e sequestri di stupefacenti a Catania, Messina e Ragusa, a conferma che la droga circola, ma al tempo stesso che le forze dell'ordine combattono colpo su colpo le piazze di spaccio. 3 pusher, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati nel centro storico etneo. Scoperta una base logistica con un punto di stoccaggio in un'abitazione fatiscente di San Cristoforo. I militari dell'Arma si sono trovati di fronte ad una porta blindata con un'apertura rettangolare con sportellino in ferro richiudibile dall'interno. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati marijuana e crack. La Guardia di Finanza di Messina ha invece sequestrato mezzo chilo di cocaina e 200 munizioni di vario calibro, arrestando un corriere calabrese. L'uomo è stato fermato a bordo di un'auto. Ad incastrarlo il fiuto del cane antidroga Heidi, che ha rivolto la sua attenzione ad un passeggino nel portabagagli. All'interno era nascosto un panetto di cocaina. La droga, al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. E 4 persone sono finite in manette a Ragusa nell'ambito di un'operazione che ha smantellato una piazza di spaccio operante nel centro storico Ibleo. A Messina la mobilitazione contro il ponte si sposta dalla zona nord a quella sud. Domani sono in programma una serie di iniziative. Francesco Triolo. La mobilitazione No Ponte da Torre Fara arriva nella zona sud di Messina, lì dove a sorpresa tanti residenti hanno scoperto solo dai tabulati diffusi ad inizio mese di essere oggetto di esproprio. Domani la protesta si sposta a Contesse, dove il Movimento 5 Stelle allestirà un banchetto informativo rivolto ai cittadini della zona sud coinvolti dagli espropri per l'apertura dei cantieri per i lavori del ponte. Oltre 200 prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente al progetto del ponte sullo stretto, quindi è lo stesso governo a dimostrare che quella del ponte è soltanto becera propaganda da parte del ministro Salvini. E ancora mancano le prescrizioni del Ministero dei Beni Culturali, perché l'area dello stretto è un'area soggetta a tantissimi vincoli paesaggistici. Nel pomeriggio invece, sempre a Contesse, il comitato No Ponte ha organizzato un'assemblea per discutere anche dei temi degli asservimenti, alla presenza dell'avvocato Aurora Notarianni, legale di fiducia del WWF Messina, ma non solo. Anche nel comune di Villafranca Tirrena sarà attivo uno sportello informativo legale in favore di tutti coloro che necessitano di supporto nella vicenda degli espropri. Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Minardo, lascia la Lega per dare il via al percorso di costituzione della componente UDC, Unione di Centro, a Montecitorio, così come previsto da un accordo politico tra la stessa Lega e l'UDC. Un dipendente dell'azienda municipale trasporti di Catania è stato arrestato dalla polizia la notte scorsa dopo che aveva minacciato con un'arma, poi rivelatasi una di quelle utilizzate per il gioco del soft air, i colleghi presenti nel deposito della zona industriale e bloccando con la propria auto l'uscita dai mezzi pubblici. Come vedete in queste immagini, l'uomo in evidente stato di alterazione ha anche rubato il telefono cellulare a un collega e ha minacciato gli agenti delle volanti intervenuti, tenendo lì a distanza con il suo cane, un pitbull. Dopo una lunga trattativa l'uomo è stato arrestato. E parliamo adesso di pedonalizzazioni. Il Comune di Catania accelera per Piazza Federico II di Svevia, ma trova l'opposizione di residenti e commercianti. Lunedì ci sarà l'incontro decisivo a Palazzo degli Elefanti. È l'ultimo step di pedonalizzazione in centro, forse quello più complicato per le caratteristiche di Piazza Federico II di Svevia e perché i soggetti interessati, principalmente i commercianti, non sembra siano compatti. In molti lamentano l'assenza di parcheggi, altri sollecitano un piano viario adeguato, altri ancora chiedono un migliore collegamento con i mezzi pubblici. Tutto messo nero su bianco in una mozione sull'istituzione di nuove aree pedonali che ha visto favorevoli 26 su 28, unici astenuti Gianina Ciancio e il consigliere assessore Gelsomino. Se ne è parlato ieri sera in un acceso consiglio comunale dove il sindaco tarantino ha ribadito la volontà di pedonalizzare Piazza Federico II, liberandola dalle auto e contestualmente dai parcheggiatori abusivi e magari dai tanti ragazzini che scorrazzano in scooter. L'amministrazione comunale sembra tirare dritto e ribadirà i suoi concetti nel corso di un incontro con residenti e commercianti che si terrà lunedì alle 14 a Palazzo degli Elefanti. Non bisogna far morire il commercio nel centro storico di Catania, è stato ribadito in aula
La pedonalizzazione va bene, ma deve essere programmata e pensata, soprattutto vanno modificate molte tematiche che necessitano approfondimenti. Sul noto parcheggi, Trantino ha annunciato la creazione di nuovi stalli. Verranno istituiti 30 in piazza Borsellino, 72 in via Azzurria, 49 in corrispondenza degli Archi della Marina e 95 all'interno dell'autorità portuale. E nelle ore serali AMTS garantirà un servizio navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Orsino, garantendo altri 80 posti per la sosta. E dopo il TG alle 14.30 su Telecollo, come ogni venerdì, torna nostro ospite il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco oggi in coda al telegiornale alle 14.30. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare fra l'altro delle previsioni del tempo per il weekend e per le prossime feste. Temperature sotto la media stagionale, vento e pioggia guasteranno il weekend e a rischio c'è anche il 25 aprile. Desiree Ferlito. Pioggia a tratti e raffiche di vento. Dopo un anticipo d'estate, durante lo scorso weekend, una massa d'aria polare marittima ha raggiunto la Sicilia, determinando un brusco calo delle temperature con maltempo e allerta gialla per le province di Palermo, Catania e Messina, con la presenza di neve sulle cime più alte dell'Etna. Ma nel fine settimana il tempo tornerà pian piano a migliorare con l'allontanamento di questa perturbazione verso la Grecia. Il tempo si manterrà tutto sommato buono, prevalentemente soleggiato, anche se nel corso della giornata, soprattutto di domenica, assisteremo al passaggio di un po' di nuvole stratificate, nuvolosità del tutto innocua, che però potrà in parte coprire il cielo in diverse aree dell'isola e quindi dare un po' di variabilità per quanto riguarda soprattutto la giornata domenicale. Un weekend dal sapore decisamente invernale, anche se già da domenica le temperature inizieranno gradualmente a salire. Il tempo si manterrà variabile anche per la prossima settimana e il 25 aprile il maltempo potrebbe guastare le tradizionali gite fuori porta. I giovani di Fridays for Future tornano in piazza in difesa del clima. Oggi mobilitazioni a Catania e Palermo. Roberta Lunghi. Al grido di cessate il fuoco, la guerra è fossile, i giovani di Fridays for Future tornano in piazza in difesa del clima. A Catania la manifestazione è partita da Piazza Roma, tra i temi portanti il dissenso verso la lobby dei combustibili fossili. Il sangue degli stermini, il sangue delle guerre, oggi più che mai visibile, è legato a quegli stessi interessi dell'industria fossile che spingono la crisi climatica. Per i giovani impossibile voltarsi indietro rispetto all'escalation delle gravi situazioni internazionali, così come rispetto alla siccità imperante in Sicilia. Siccità che mette in ginocchio gli agricoltori, siccità che ha portato al razionamento dell'acqua. Lo vediamo nella nostra regione, ma lo vediamo in tutto il mondo con i disastri ambientali e le conseguenze che questi si portano dietro. L'onda verde dei giovani di Fridays for Future ha manifestato anche a Palermo con iniziative nel paese che continueranno fino a domani. Il filo conduttore sta tutto nell'appello di una giovane attivista. Noi come Fridays for Future, noi come popolazione oggi diciamo no a questa situazione e diciamo che la vita, il pianeta devono essere messi di fronte al profitto. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva, perché tra l'altro il Palermo stasera va in campo. A tra poco. Siamo al calcio, un match delicato oggi per il Palermo che alle 20.30 sfiderà il Parma capolista al Barbera. Marco Gullà. L'esame più difficile per il Palermo. A Renzo Barbera stasera arriva il Parma di Fabio Pecchia, capolista indiscussa di questo campionato sin dai primi turni. La formazione ducale è quasi pronta a festeggiare la promozione diretta in Serie A. Il Palermo dal canto suo deve invertire il trend delle ultime 8 giornate in cui ha vinto una sola volta e contro l'ultima in classifica, il Lecco. Michele Mignani non ha ancora guarito il Palermo che con il neotecnico in panchina ha rimediato 2 pareggi. I rosanero hanno una sorta di difetto di fabbrica. Vanno in vantaggio ma poi puntualmente vengono raggiunti dagli avversari. E la seconda parte del mio pensiero va
alle 2 partite che ho fatto, dove l'inizio del secondo tempo è stato uno diverso dall'altro, perché con la Sampdoria è vero che ci siamo abbassati, è vero che abbiamo perso un po' di terreno, un po' di campo, è vero che la Sampdoria aveva già prima della situazione del pareggio, che peraltro è un tiro da lontano e credo che si possa concedere un tiro da lontano ad un avversario, aveva già comunque creato ed era entrata in area già un paio di volte, mentre secondo me nella partita di Cosenza la squadra era entrata bene e aveva dimostrato di avere la partita in gestione. Non cambia modulo Mignani, 3-5-2 con Brunori e Mancuso in avanti, torna Lucioni in difesa, così come Di Mariano a centrocampo, fischio d'inizio alle 20:30. Il Catania prova a mettere da parte polemiche e veleni, a concentrarsi sul finale di campionato per blindare la salvezza. Francesco Triolo. Nel chiuso dello spogliatoio il Catania sta cercando di trovare una quadra per concludere il suo campionato senza sorprese. La partita contro il Sorrento a Potenza rappresenta il bivio del finale di stagione, perché già domenica potrebbe dare la certezza di evitare i play-out. Ma occorre mettere da parte tutte le polemiche degli ultimi giorni e remare proprio per il bene comune, che è quello del Catania. Nelle ultime 2 partite Zeoli non avrà a disposizione Peralta, che ha accusato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Zammarini lavora per essere pronto con il Benevento. Situazione complicata quindi a centrocampo, dove restano indisponibili Teio e Sturaro. I 2, secondo quanto confermato dal report medico diffuso dalla società, non sono ancora pienamente ristabiliti dopo i rispettivi infortuni e proseguiranno con gli allenamenti individualizzati. Va da sé che il reparto agli uomini contati e ci potrebbe essere spazio fin dall'inizio per Ndoi con Welbeck e Quaini. Contro il Sorrento non ci sarà Bois, squalificato per un turno, mentre Monaco sarà in campo dall'inizio. E a proposito dei difensori, confermata la retroguardia a 3, mentre sull'esterno a destra ci dovrebbe essere Rapisarda, a sinistra pronto Cicerelli, in attacco probabile ancora la coppia di Carmine Cianci. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il Sindaco, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.